Bentrovati amiche ed amici del GAL Baldo Lessinia. Oggi siamo con il presidente Ermanno Anselmi per un invito decisamente interessante. Ma prima qualche domanda. Presidente, a che punto siamo con la realizzazione della strategia di sviluppo della montagna veronese? Io direi che siamo a buon punto perché abbiamo impegnato quasi tutte le risorse, ci troviamo sostanzialmente alla fine del sessennio, quello che sarebbe il sessennio tradizionale previsto, no, legato al PSR, tuttavia, come sapete, avremo una proroga di un paio d'anni che andremo a sforare nel prossimo piano di sviluppo rurale, però diciamo che abbiamo impegnato la maggior parte delle risorse. Per concretizzare la strategia ci vogliono progetti. Il GAL Baldo Lessinia ne ha finanziati più di 150 nell'ambito del programma Insieme. Perché è stato scelto questo acronimo? È stato scelto questo acronimo perché insieme rappresenta un po' quella che è la filosofia del GAL. La natura stessa giuridica del GAL è un partenariato pubblico-privato che rappresenta il sistema territoriale, l'insieme di tutti i portatori di interesse che possono diventare agenti di sviluppo di quello stesso territorio. Quindi insieme vuol dire fare le cose insieme, partendo dal basso e realizzando dei processi virtuosi che nascono appunto da una riflessione progettuale comune, condivisa e soprattutto, io direi, vissuta insieme. Così si realizzano le grandi opere. I progetti poi devono essere raccontati. Come avete pensato di farlo? Innanzitutto abbiamo condiviso con i nostri beneficiari le loro iniziative, le abbiamo vissute insieme, li abbiamo accompagnati nei processi di sviluppo e di realizzazione e poi abbiamo deciso di raccontarli insieme. Perché? Perché è anche giusto guardare tutto il lavoro che è stato fatto, esaminarlo, metabolizzarlo e soprattutto rifletterlo per future programmazioni. È bello che un territorio prenda anche consapevolezza di quanto ha fatto e così anche i nostri beneficiari magari si rendono conto del lavoro svolto in un partenariato come il nostro per la realizzazione anche delle loro idee, dei loro sogni. Quindi il GAL ha accompagnato queste iniziative e questo è diventato, io direi, veramente interessante e soprattutto un progetto virtuoso di sviluppo dell'area vasta del GAL Baldo Lessinia. Invito pertanto tutti i nostri rappresentanti istituzionali e non i nostri partner privati, i nostri beneficiari, coloro che hanno potuto anche usufruire delle risorse del GAL Baldo Lessinia a condividere questo momento divulgativo. Sarà un momento che tutti i martedì e venerdì condivideremo con voi, che trascorreremo insieme, che presenterà quelle che sono state le iniziative finanziate dal GAL Baldo Lessinia. Potrete riconoscervi in tanti di questi servizi perché i nostri beneficiari racconteranno le loro storie, racconteranno le loro aziende, le loro iniziative e soprattutto racconteranno i loro sogni realizzati.